La notizia della morte di Maria Luisa Ceccarelli, per tutti semplicemente Monica Vitti, piomba su Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, mentre è in corso la presentazione della prossima Biennale d'Arte, come un macigno. Il ricordo del direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che sceglie le nostre emittenti per il suo personalissimo omaggio. La prima cosa che viene in mente, riflettendo su questa perdita dolorosissima per il nostro cinema, è la simpatia di Monica, una simpatia irresistibile, alimentata da un'ironia straordinaria che è sicuramente l'elemento determinante della sua capacità di essere anche una grande attrice comica. Anche se la sua carriera in realtà è divisa in due parti, Monica ha avuto una sorta di doppia vita. La prima è legata al sodalizio con Michelangelo Antonioni, il regista che la scoprì e ne intuì le potenzialità di attrice drammatica, la fece protagonista di 4 film. A Venezia Monica Vitti venne premiata 2 volte. Il Deserto Rosso, dove era protagonista, conquistò grazie a lei il Leone d'Oro nel 1964 come miglior film. Poi, nel 1995, Venezia la premiò con un meritatissimo Leone d'Oro alla carriera. Dopo la rottura con Antonioni emerse invece la vena comica di Monica Vitti, altrettanto straordinaria, e le tantissime commedie molto divertenti che Monica ha fatto, insomma, non possiamo dimenticarle e ci hanno rivelato un volto inaspettato, segreto, ma altrettanto vitale, altrettanto potente, altrettanto riuscito della sua dimensione drammatica. Ecco, quando pensiamo a Monica Vitti pensiamo alla ragazza con la pistola, naturalmente, pensiamo all'avventura di Antonioni, pensiamo a Monica Vitti che nel Deserto Rosso dice mi fanno male i capelli,